Già ribadisco quello che ho detto in settimana. Grande Virtus, grande Sasa Djordjevic, hanno giocato una grande partita e quindi faccio complimenti a loro. Detto questo, oggi è la giornata del Fortitudino, non posso che essere clamorosamente felice per tutta per la squadra, per Pavani, il mio amico Cristian Pavani, presidente, il mio grandissimo amico Marco Calaretto e per tutti i giocatori della Fortitudo, per tutta la gente, tutto il popolo della Fortitudo di cui faccio parte. Poi in più oggi battere la Virtus, insomma, diciamo che si è chiuso un po'. Il mio amico Tasinski me l'aveva scritto. Detto questo, basta, mi spoglio un po' del vestito dell'allenatore classico e dico quello che penso. Sono clamorosamente orgoglioso di questi ragazzi e dovete esserlo tutti. Punto. Poi nella pallacanestro purtroppo sono da una vita in questa posizione da giocatore, è giusto, è normale che si pensi al futuro, però in questo momento qua, per come giocano questi ragazzi, per come giocano, per quello che danno tutti e 12 a partire da Justin Carter, si sono conquistati un rispetto da parte mia, penso da parte di tutti, incredibile. Per come giocano, per quello che mettono in campo, per come si allenano, per come stanno insieme, per la condivisione che hanno, per la serietà, la professionalità. Bello. E io immeritatamente mi godo questo palcoscenico. Infatti per me il massimo sarebbe alzarmi e andare via, ma sarebbe rispettoso nei vostri confronti, dovete fare il vostro lavoro. Però sarebbe giusto che qui venisse Polonara, Spissu, Gentile, Jamie Smith. Purtroppo le regole sono queste, deve venire l'allenatore. Il mio staff. Bello, vi ringrazio.